altri tempi la scuola cominciava il 1° di ottobre e quindi avevo il piacere di partecipare alla mia vendemmia e a quella dei miei compagni di classe, degli amici. Qui comunque era un paese piccolo, ci si conosceva tutti, ci si aiutava tutti, perché per esempio spesso c'era la necessità di vendemmiare il più presto possibile perché magari c'era pericolo che arrivasse la pioggia. E quindi era un piacere aiutarsi, poi ci si riuniva per il pranzo, quindi grandi tavolate. È la festa per eccellenza della campagna, la vendemmia. Realmente la morte sua, come si suol dire, era con le costolette alla brace, quindi la carne alla brace, salsiccia e quant'altro. Sicuramente era quella ed è tuttora la tradizione che viene mantenuta. Uvine e balsamo, uvine e ciao, uvine e couscous, uvine e zagara, udisse bacco e pure Gesù, se bevi vino,